Bentornati a Baigli, il podcast di Marco e Pippo, il trio comico. In questa puntata, invenzioni che sembrano inutili ma sono utili. Cosa titolo è? E se delle robe che pare una bueata invece serve. Tipo questo podcast. Sì. I compleanni nel mondo. Nel mondo. Anche il mio, ma nel mondo in generale. Va bene, l'imperdibile Mary sia Copone con la cicala, la formica e l'amore. Sei felice, Gae? No, decisamente no. L'importante è che noi siamo felici perché sta per iniziare Baigli! Baigli, arachidi in italiano, baigli in veneto. Scampa. Beh, sai che Pippo, devo dirti, per la prima volta credo, Sì. che oggi ti vedo veramente vestito bene. Grazie, Gae. Anche tu, devo dire, Ma- indossi qualcosa di straordinariamente bello, elegante, ma allo stesso tempo smart e casual. Bravissimo. Ma avete addosso la maglietta di Baigli? Sì, sì. e tu, Marco? Ma dove si trova? Corri ad acquistare la maglietta di Baigli da Trevisano e Scapacchi. No, questa volta tutto. Anzi, scegliete il vostro gadget preferito di Baigli. Ma dove si trova? Lo potete trovare sul nostro store online. Yeah. Dove? Sul sito www.marcoepippo.com. Bravissimo. Ah no, perché mi bravissimo. no, trova, nel senso che infatti dico una maglietta nera normale, ma non importa, iniziamo subito con le Sì, invenzioni sì. che sembrano inutili ma sono utili. Esatto. Questo sono Giusto, proprio Pippo? curioso. Allora, tempo fa fui attratto da questa notizia. Arriva a Padova il primo semaforo per distratti da smartphone. Sì, quello Sì, a terra, sì, il sì, rosso a sì, terra. sì, Cioè uno pensa in prima battuta che chi sta guidando è distratto dal telefono, invece no, è per i pedoni. È per i pedoni, Sì, bravo, sì, abbiamo bravo. Allora, scoperto questa cosa. Leggo pari pari l'articolo perché è interessante. Allora, inizia così l'articolo, attento. Alzi la mano chi non ha mai rischiato di attraversare la strada col rosso perché aveva gli occhi sul telefonino. Io. Mitico, Cioè, nel senso, qua siamo in tre. Beh, appare una roba normale. No, ma infatti, no, alzi la mano chi non si è mai gettato dal 22esimo piano. Cioè, io Perché? cioè, E capisco che le notifiche te attrae, no? Te da vedere Sì. entro 3 secondi chi ha scritto. Però voglio dire, no, potremmo anche sconnettersi un attimo, no? Vabbè, comunque. Vabbè, l'articolo Mamma che continua. poemico. Cioè, Ma subito, dai, pare normale che vabbè. Vecchio. Per proteggere i distratti da smartphone, perché Sì. c'è una nuova categoria di persone. sì, ma guarda, ne sorge almeno una al giorno. Arrivano a Padova i primi semafori che segnalano anche a terra con un fascio di luce rossa il divieto di attraversamento del passaggio pedonale, perché camminando a testa bassa no, te Che vedi c'è un problema. la striscia rossa. Ragazzi, Certo. c'è un problema grosso. Sì. Dice l'articolo, è un progetto partito dalla constatazione che sempre più persone camminano guardando il telefonino. Dunque, a parte che un malpensante potrebbe dire, con tutte le persone che podemos salvare nel mondo, forse Guarda. quei che non vede a statai perché si deve guardare TikTok non è a priorità proprio. Vediamo, dai. facciamo un sondaggio. Chi è malpensante qui? Io, Alzi la mano. ecco qua. Però il problema da risolvere è alla radice, cioè Bravo. evitare che uno cammina distraendosi. Quindi propongo al sindaco, nostro amico Jordan, visto che Jordan. ci sta il sindaco di Padova, il sindaco Sì. Jordan. No, quello solo c'hanno contini. Ho due varianti Sì. del semaforo per distratti che secondo me sono Attenzione. più educative Vai, rispetto alla vai. luce rossa. Una più soft e una più strong. Allora, una fontana al posto della linea rossa. Sale dei simpatici sprussi da terra che te lava completamente. Te vedrai che non ti fai più di camminare col telefonino. Questa- Cioè, invece della linea rossa, una fontana che Ok, te lava. Scusa, questa è quella strong? No, questa è quella soft. Questa E sei a questa. strong sei del filo spinato. Cioè? E via su del filo spinato, quando che diventa rosso, sarà meglio avere le gambe russate o Ma andare così sotto ti una fai macchina. male, Pippo? E Appunto. se si apre un fossato con dei coccodrilli? No, quello è cioè, escluso. Ah, è escluso. questo. Comunque mi sono appassionato di invenzioni curiose, quindi Sì. ne ho cercate anche altre. Gaetano, ti ho pensato perché tra Ce le ne invenzioni curiose ci sono i dangle, cioè una cosa che si chiama i dangle, penso ai dangle. Cioè? Voglio capire che cos'è perché forse ce l'ho. Quante volte ti sei destirato in letto e vuoi vedere un video dal telefono ma non te sai come metterti? No. Lo Se- conosco, No. lo conosco. Cos'è? Perché te Sì, fa sì. mai i brassi dopo un poco, no? Esatto, e anche il Delato. nostro videomaker Matteo ce l'ha. lo Non stesso. sarà mica una prolunga. Aspetta, è peggio, è peggio. Trattasi prego. di un cavo con doppia ventosa, una da attaccare al soffitto, No, veramente. una che scende No, ti all'altezza prego. del cuscino, Dove ci tu attacchi attacchi il- lo sì. smartphone. Mi spero solo, guarda, che qui attaccare il soffitto e Tira su attegna a trave, poco. tira su a trave. Gaetano, ti è uscito già a Sì. comprare? Ma no, ce l'avevo, ma Vabbè. Papusse LED.
Queste posso dire. Però questo attenzione. Aspetta, questa traduciamo papusse. Babbucce con dei LED frontali Sì. per evitare gli spigoli notturni. Ma è tipo, è qui, scusami, è a pulire per terra, come che si È chiama? Roomba. È lucidatrice. No, però questo l'ho visto. O il Dyson nuovo che L'ho visto robe là. pubblicizzato, La papussa LED. Assolutamente sì. Bellissima, bellissima. Ma perché serve una papussa LED? Attacca la Perché luce? di notte, ma di notte Bravo. magari no, ragazzi, allora magari uno scende dal letto, non è che attacca la luce e trova le babbucce sotto e si accendono quando tu cammini, è anche molto anche più glam. divertente, È sì, anche certo. molto glam e divertente. E poi ragazzi abbiamo l'hoverbrella, Aspetta. il drone ombrello. Bello! però perché questo. così riesci a tenere in mano il cellulare. No. Bravo! No, non ci posso credere. Cioè quanto no. scomodo è tenere No, un ombrello no, in no. mano? Perché non dotarsi di un drone che ti segue e ti porta all'ombrella? Secondo me quello che ha inventato i semafori un po' semaforo, distratti, certo. perché No, ho detto guarda. sti ebeti no. Cioè, Devi andare via col no, telefono, che non credo, puoi no, che tagliarsi credo. l'ombrello. Ma perché Mamma te adesso mia. li arrabbiano? Sì, sti ebeti. Sono persone come noi, Filippo. Allora No, voglio fare un momento di Sì, riflessione. vai. adesso Fai io- un momento zen, però. momento molto... zen. Ma veramente ci serve tutto questo? Mm. Allora lancio una sfida a tutti gli ascoltatori e anche a voi. Un compito per casa per la prossima puntata. Fare una passeggiata o in natura, ma anche in centro, lasciando a casa il cellulare. Provate ad uscire senza il telefono. Lo lasciate a casa e facciamo una cosa come una volta. Perché non è detto che le cose di oggi siano migliori o peggiori. Ed ecco una citazione da un libro di Robert Pirsing che dice: Ah, lo conosco, Sì, ne ho visti tanti. Sì, tanti in sì. giro, tantissimi. non tutto ciò che è progresso è giusto, non tutto ciò che è tradizione è sbagliato. Ma però Pippo sei un po' vecchio. Allora, posso dirti una roba? Io però ho applicato questa. Ho applicato questa vedi, cosa. vedi, ho vedi. fatto una passeggiata in centro lasciando Bravo. a casa il telefono. Oh, me la tira sotto una macchina, poi non ho visto il semaforo per terra. No, è colpa tua ora! Allora, io Pippo apprezzo tantissimo il contenuto, la voglia, il messaggio che c'era dietro la tua Certo, rubrica. Un po' devo essere onesto, Sì. cioè ti vedo un po' vecchio su questa Poco cosa. moderno, Cioè, poco dai, moderno. ormai fa parte del Cioè, nostro quotidiano. lo evolviti. smartphone, evolviti un po'. Fammi capire Gaetano, mi Sì. stai dicendo che io sono vecchio quando tu ora farei una rubrica sul No, fatto che sì, tra no, poco aspetta, compierai aspetta. Allora, sottolineiamo, ho Sì. da poco compiuto 45 anni. Come? Aspetta, Scusa. aspetta, quanti anni fa? Vabbè, da poco. 4 anni fa. Vabbè, non si è giusto? mica Te ne passato hai tanto fatti- tempo. Quindi Infatti, recentemente ne hai 49. compiuti? Il tempo è volato, per cui per me, insomma, siccome ne ho fatti 49, mi sto concentrando per fare la festa dei 50. Cioè, meno accetto che dite che ha 50 anni. No, Gaetano. neanche a me, Neanche io, figurate. perché vuol dire che anche i tuoi avanzano. No, No, vabbè, io non mi sento assolutamente 50 anni. No, ma infatti non ti riconosco come No, è 50 anni. vero. Cioè, noi abbiamo in testa delle figure. E il cinquantenne, per me, cioè, non sei Gaetano, capito? No, No, ma è vero, mi è rendo vero. conto che sono ancora legato a stereotipi vecchi. A tempi che fu, a tempi che fu. A tempi che fu. anni È vero, grazie, lo prendo come un siamo grande vecchi comunque, complimento. questa è la storia. Esatto. Pippo si lamenta dei telefonini. Mi dico che non te hai 50 anni. Mi comunque i goi 50 Mamma, anni, che per cui maschina sono- che ho, ragazzi. ha fatto la vita Ah, stamattina. Comunque, non vi preoccupate, festeggeremo adeguatamente questo traguardo. Che perché- bello! Sì, Farai sì, una sì. festa? Assolutamente sì che dovrò fare una festa, vi inviterò tutti quanti voi, anche perché insomma sarà una tappa bella, fondamentale, affascinante. Ma insomma, festa e festona o- Arriverò a un terzo della mia vita, ragazzi, cioè veramente. L'ottimismo! Per fare una festa speciale io mi sono documentato su cosa fanno gli altri nel mondo. figo, Comunque, Per trovare secondo degli me, spunti. conoscendo Gaetano, Sì. fa una festa che al confronto l'incoronazione del re Carlo d'Inghilterra sembrerà un compleanno in ludoteca. Sì, una roba così, proprio una Esagerato, sì, beh, forse sì. Comunque, appunto, mi sono documentato proprio per vedere cosa fanno gli altri nel mondo e magari prendere degli spunti. Voi sapevate che in Irlanda i bambini che compiono gli anni vengono appesi a testa in giù fino a toccare delicatamente il suolo? Porca. Per carità, magari qualcuno sarà anche a cascare. Sì. Ma perché hai i capelli rossi? Tanti irlandesi. Sangue. Ah, brutta No, per battuta, piacere, stereotipi. che cattivo. Beh, no, io no. passai i miei primi anni, 10 anni della mia vita a Belfast. Ecco, ragazzi. spiegate tante cose. Sì, ho capito. Li hai festeggiati tutti. Vabbè. I giamaicani, ragazzi, nel giorno del loro compleanno a volte vengono ricoperti di farina. Stessa usanza in Colombia, ma non è farina. E ora andiamo in Colombia, scusa.
Poi tra l'altro, quando gli uomini, se questa è assurda, quando gli uomini single in Germania Beh, te che hai detto tutto, sei assurda Germania, esatto, quindi sicuramente esatto. Ma aspetta, perché compiono 30 anni questi single. Una vecchia tradizione vuole che spazzino i gradini del municipio locale. Oh, che Nel battacchioni. frattempo, Mamma nel frattempo i loro amici lanciano del riso coriandoli e sigli. che cancari. E ridono. E lo scopo è quello di metterli in imbarazzo finché non trovano una donna con cui provarci. Ma questa è la progressione logica di sta roba. Non lo so, però come si divertono i tedeschi, ragazzi. Sì. Quindi qualcuno che butta il riso, uno che scoa e aspetta che una venga a tirare da sta roba. Perché ti Esatto. sei in imbarazzo? Bravi. Ma perché ga venire una? Assurdo. Forse se per quello che i calzetti bianchi per non sporcarsi col riso. Abbiamo fatto praticamente una rubrica razzista in vabbè. 10 secondi. No, dai, però sono sono stereotipi, stereotipi. diciamolo. Ad esempio, in Svezia è tradizione che i membri della famiglia si alzino presto per preparare una buona colazione. Mi pare giusto. A chi compie gli anni, chi viene svegliato con una canzone di compleanno e riceve i regali e la prima colazione a letto. Dai. Io l'ho provato l'anno scorso. Ma sei tornato in Svezia? No, sono andato lì che è a Padova. Mi sono addormentato su un Guntland. Mi mega svegliato, no, con una torta di compleanno, ma insomma. Sì, come poesia che Sì, esatto. Forse una delle tradizioni è il più problema strane. vero se sta con tessina in bagno lì che è Esatto. Forse però una delle tradizioni più strane è accade in Svizzera, dove i genitori assumono un clown malvagio per il compleanno del loro bambino. Ma Attenzione, no. come se non bastasse, il clown gli tira una torta in faccia come porta fortuna. Ma dai! Cioè, perché ne so io? Questi sono svizzeri. Non lo so. Sei cancari però. Può essere. Salutiamo tutti gli amici svizzeri. Siamo di inimicarsi il mondo. Perché, con questa aspetta, puntata. perché finiamo con i brasiliani, che invece dove in Brasile la prima fetta di torta, invece loro sono molto più poetici. No, la so questa. La regalano, vero? La regalano alla persona che considerano più importante. Questa è per loro. bella, questa è bella. Bella. Può essere il papà, la mamma, il fratello, quello che è. Mi mangiaria mi. Lo sapevo, cioè, tu non sei brasiliano neanche minimamente in percentuale. Però pensa a sto povero bambino brasiliano festeggiato ma non può mangiare per primo la torta. Sta altro svizzero, un clown che attira sul muso, cioè ragazzi. Vabbè, insomma, almeno loro hanno avuto la torta. In che senso? No, che io l'ultimo compleanno, quello di agosto, non ho avuto la torta di compleanno. Scusami, Tomorosa se pasticcere, non te pasticceria. torta del compleanno. Appunto, praticamente mia morosa ti siamo trasferiti da poco in casa nuova e lei aveva preparato una cenetta deliziosa, tutto a posto, e aveva fatto preparare dalla pasticcera che era andata in ferie qualche giorno prima una torta speciale per me. Mi piace la pasta frolla, mi piace la crema pasticcera, mi piacciono le amarene. Mi aveva fatto preparare una torta che le conteneva tutte. Top. Che bello. Fatto sta che un giorno prima, 2 giorni prima, era venuto un clown? No, clown. Uno svizzero. No, era venuto un amico di famiglia a mettere a posto il giardino. E la mamma di Benny, mia suocera praticamente, cosa ha fatto? Voleva regalargli qualcosa e ha preso la prima torta che ha trovato. Ma che no, era la mia. Ma scusa, non vi era scritto niente sulla torta? Pare di no, dice Benny, ma scusa, secondo me conoscendola ci sarà stato scritto tipo una cosa, e questo è solo l'inizio del regalo, queste robe qua. No. Lo so. Non sai che tua suocera è brasiliana? Forse sì. Perché hai detto che dà una persona cara. Quello che viene fare i lavori sicuramente non è che poco. E comunque niente, non ho avuto la torta di compleanno. Però la beffa è stata che quindi per festeggiare sono dovuto andare a prendere un po' di gelato. Sottolineo un po' di gelato. Siccome si erano aggiunti la sorella, insomma i nipotini e tutta la cosa, ho detto vabbè, prendo 1 chilo di gelato. 8 gusti, ragazzi, cioè in 1 chilo di gelato te mette 8 gusti. No, perché sono 16 palline, ma sono 8 gusti. Io ho detto scusa, ma non posso scegliere 16 gusti? No, perché sennò i gusti si mischiano. Certo. Ma se mi da putteo mettevo 4 gusti e poi mischiavo tutto quanto, chi è che non l'ha fatto? Ma tanto comunque a fine ti tiri su sempre con lo stesso cucchiaio, quindi si mischia uguale. Comunque vabbè, ma la cosa che è, ho pagato 31 euro per 1 chilo di gelato. 31 euro per 1 chilo di gelato. E non posso scegliere più di 8 gusti. Con 31 euro ti da farmene altri 10 che non che sei tra i gusti che ti ga davanti. Bravo, Gaetano. Cioè, perché viene fuori la mia da mese che sei misa amore 31 euro. 31 e pensa se te fossi svizzero. Proprio buttai via. Sì, comunque venite a festeggiare. Facciamo tanti auguri in anticipo a Gaetano per i suoi prossimi 50 anni. Vabbè, si fa, ma li faccio l'anno prossimo.
Ma non è questo vabbè, noi vi salutiamo. Baigli finisce qui. Ma come finisce qui? Ma no, non lo finisce so che qui. tu non vuoi sentire No, ma Maris Jacopone, ma lo tra so, poco io speravo. arriverà. Vabbè. No, però Pippo, scusami, ti ho fatto anche i complimenti a inizio puntata, ti ho detto che eri elegante, eri bello. Cioè, ma vienimi incontro, io volevo chiudere all'intervento precedente, non è che devo... No, perché è tornato a trovarci il nostro non vedevo consulente l'ora. finanziario di fiducia, il nostro Vate dell'economia. Vater più che vate dell'economia. Ci fosse una volta in cui dice una cosa di sensato. Gaetano, tu sei sempre più prevenuto, secondo me ti sbagli. Ah, sì? Ti sbagli. Vabbè, allora dimmi, vediamo un po' chi abbiamo in collegamento. Abbiamo in collegamento il grande Maris Jacopone. Ciao Maris. ciao. Ragazzi, scusami un minuto. Chissà chi Marino, cagà. Ecco, Marino, se 3 anni stranamente. fa mi avessi ascoltato i tuoi 5.000 euro, ora sarebbero 25.000 euro. Quindi oggi ascoltami e fidati di me. E se fra 3 anni avremo perso anche 10.000 euro, ti dirò che se mi avessi ascoltato da subito avresti comunque guadagnato 15.000 euro. Se che mi capio? Non ho capito. Ciao Marino, ti mando una proposta via mail. Sta attento che è una vaga spam, sennò se perdiamo il momento. 13. Ciao ragazzi. Scusa, Jacopone, scusa, ma il conto che hai fatto non mi è chiarissimo, cioè 15.000. Gaetano, John Sì. Maynard Keynes diceva: se ti devo una sterlina ho un problema, ma se ti devo 1.000.000 di euro il problema è tuo. E con questo passo e chiudo. E qua Garazon. Ma che ragione de cossa? Ma no, però non chiudere, Jacopone, sei appena arrivato, anzi aiutaci a rispondere ai tanti quesiti di economia domestica che ci vengono posti ogni giorno via mail, ci scrivono centinaia di persone. Ma che poi non capisco perché ci ne scrive a noi altri queste Infatti. cose. Cioè, comunque, Anna ci scrive: litigo sempre con mio marito perché è uno spendaccione. Aia. Lui è la cicala e io la formica. Bravo. Problema Cosa possiamo comune. fare? Problema troppo sì, comune. sì, Problema bravo. troppo comune. La questo. risposta ce l'ha. Ce l'ha. Ricordo ancora l'anno 2003, io ero al Cape Canaveral Center in Florida. caspita. Master su come parcheggiare in retro. Con ancora paraur di macà. Ho imparato il valore del risparmio. Bravo. Avrei potuto riparare la macchina, ma mi sono chiesto: vale più l'estetica o una piccola maccatura merita davvero un esborso enorme? Bravo, e così non l'hai riparata e hai risparmiato. Esattamente, tanta macchina vedi. ieri è mio suocero. Fatto bene, fatto bene. Brava fatto persona bene. mio suocero, persona dei degni principi, però lei imbaruffa col prete, perché bestemmia sempre. Ma non si fa. Io dico, a cammino neanche bello sentire un prete che ne cava. No, come? Scusa, possiamo tornare alla domanda di Anna? Come risparmiare? Questo ci chiede. A me maestra di decision making e match di business quantitativo Cosa del sei terza stato? elementare mi diceva Terza sempre. Scusa, in terza elementare faceva sta roba. A me diceva sempre: perché gli uccelli che hanno le ali e potrebbero volare ovunque rimangono nello stesso posto? Bella domanda. Questa E, sì. e la risposta qual era? E diceva sempre: ma casi sui farà quello che vuole. No, ma no! Questa storia ci insegna che il metodo migliore di guadagnare è non spendere. Bravo. Basta bravo. spese folli, basta acquisti compulsivi. Giusto. Oggi compri tutto con click e non ti rendi conto di quanto spendi finché non arriva il saldo della carta di Bravo. credito. Bravo. Stai a tenerti saldo con te lesi e no, a caso si chiama saldo. Anche per mia moglie che ha avuto un momento di shopping compulsivo, Porca. ha comprato un tornio che avrà usato 3 volte. Ma scusa, tua moglie ha comprato un tornio? Una macchina per fare gli arancini in attesa da campeggio e non andiamo neanche in campeggio e dopo ha mega tolto la macchina per fare l'acqua frizzante con i bombo da sub. Ma perché? Ma scusa, ma non sei massa grande il bombo a sub? Ma il problema non è il bombo, è il sub. Non siamo riusciti a staccarlo che diciamo respira che mi serve una caraffa di acqua. No, Ma sei ancora attaccato? no. Dunque, Maris, oggi scopriamo questo dettaglio. Io non lo sapevo. Sei sposato qui? certo. Guarda, Cioè, qualcuno l'hai te. trovata. Beh, sono contento. Possiamo parlare di economia una volta piuttosto No, che di aspetta, matrimonio. voglio sapere da tanto che siete Ma se insieme. conosciamo da una vita, ma se avevamo messi insieme solo intorno ai 30 anni, siamo trovati a un corso a Cincinnati. Dai, ma- Impara a non fare le cose di fretta. Dai. a Cincinnati. 20 minuti del corso che consiglio a tutti. Ma come 20, Come 20 minuti? minuti? Sei andato fino a Cincinnati, ma 20 minuti di corso. Ma aspetta, Guy. E dopo, quando vi siete messi insieme? Siamo sposato settimane dopo. E era anche incinta. Sì, Ma certo. no, Non sta a l'avete fare proprio cose in seguito fretta. tantissimo sto corso. Ma per curiosità, Maris, come ti sei dichiarato? Ma era preparato il discorsetto, mi sono messo in ginocchio, ho tirato fuori il bravo. cofanetto blu e lei si è messa là davanti con la bocca aperta e quelle mani davanti, una scena di un film pareva. No? I film se tutti uno con la bocca aperta. Manda È il avanti. cofanetto blu. E lei ho detto queste parole qua, mi ricordo perché me ero preparato. Hai voglia di fare un'operazione a lungo termine? Cioè, questo ti cagati. Sto parlando di un investimento il cui orizzonte temporale sia almeno trentennale ma estendibile con rinnovo automatico di pari anno allo scadere del vincolo iniziale. Sta roba qua ti Sto parlando di una fusione mediante incorporazione di 2 posizioni con rischio elevato ma dai benefici stimati di potenziale notevole entità. No, che sei un genio. Tra noi dovranno esserci azioni,
non obbligazioni. Ti propongo un accordo che propone un tasso di interesse crescente, mai svalutazione. Mamma mia. Potranno esserci periodi con trend negativi e periodi con trend positivi, certo, ma conta che il valore finale superi il valore iniziale che avremmo avuto individualmente. No, vabbè. Sì, beh, va coi penotti. Te credo. Ma come ha fatto a dirti di no? Aspetta, no, ti ha risposto di sì. Mi ha risposto sì. Beh, secondo te con una e ora frase del che genere... ho detto, per confermare il tuo sì, dammi il codice OPT che hai ricevuto via SMS. Ma per piacere. Dopo ti arriverà via me informazioni contrattuali, conservale. Ma per piacere, guarda, anche oggi il tempo è finito, non abbiamo imparato nulla di economia, neanche oggi. Sappiamo qualcosa in più sull'amore. Grazie Maris. Grazie a voi ragazzi, il tempo che mi fai perdere è sempre prezioso. Come? Perché Vado avanti perché Game of Piazza Affari leggero ribasso che dà una mano a tirarsi su. Certo. E ricordate, articolo 200, mai scoresare contro vento. Grande Maris. E anche questa puntata di Baghigli finalmente finisce qui. Grazie a Maris Jacopone, grazie fantastico. a Marco e Pippo il trio comico, Ciao, grazie ragazzi. da Gae Pippo E Maris. Ciao. Baghigli è il podcast originale di Marco e Pippo il trio comico. Cercaci sui social o sul nostro sito www.marcoepippo.com. Ciao persone!